quinta edizione della rassegna I Presepi nella terra dei Tiepolo, che si allarga anche quest'anno a più comuni del Milanese e a Venezia e Mestre. 15 anni della mostra dei 100 presepi a Spinea, quinto anno per i presepi nella terra del Tiepolo. Quest'anno ancora più ampia, anche le sedi si sono allargate. Oltre alle 3 sedi di Spinea e quella di Santa Maria di Sala, abbiamo l'atrio del municipio di Mestre, dove abbiamo una bellissima mostra di sculture sulla natività, e abbiamo collaborato anche con la Guardia di Finanza, con il comando regionale. Questo significa che la rete dei presepi, le collaborazioni aumentano non solo nel territorio del Milanese ma anche nel veneziano, e questo è importante e significativo. Un plauso per questa importante collaborazione tra comuni arriva anche dal sindaco di Spinea. È bello avere una filiera fra i comuni, quindi non essere più strettamente legati a un unico territorio, ma ad essere un unicum dove le varie realtà si possono confrontare per creare quella reale inclusione emozionale anche. Ed una delle sedi principali della mostra dei presepi si trova nella casa di riposo di Spinea. La struttura si apre al territorio ospitando da alcuni anni la rassegna dei presepi. Certo, da alcuni anni abbiamo il piacere di aprire le porte delle nostre strutture a queste mostre, ad altri eventi del territorio di Spinea, proprio per far vedere che le famose case di riposo non sono degli ambienti chiusi ma aperti al territorio, che vogliono collaborare e cercano sempre momenti nuovi di condivisione per far star bene i nostri ospiti che vivono qui tutti i giorni della loro vita. Ma qual è il significato più profondo di questa iniziativa anche dal punto di vista religioso? Il significato di questa iniziativa è quella di riproporre una tradizione che tra l'altro quest'anno è stata valorata ancora di più dalla nota pastorale del Papa, che ha proprio scritto del presepe, no? Ecco, un aspetto tradizionale che però risveglia valori, riferimenti evangelici che possono renderci capaci di riumanizzare la nostra vita senz'altro, specialmente le nostre esperienze familiari.